Amici e amiche di Dentro Fuori Channel, abbiamo raggiunto un altro sito che non dice molto purtroppo, forse per le condizioni di crollo e di interramento. Siamo in territorio di Villa Puzzo, nel nuraghe Barisones, nuraghe di cui non possiamo comunque aggiungere niente, proferire mezzo intento, perché comunque non si capisce granché di questo sito. Come vediamo abbiamo risultanze di pietre, come al solito notiamo, come tipico di questa zona, queste costruzioni comunque innalzate su delle speroni rocciosi, ma comunque non c'è granché da poter vedere che ci possa suggerire comunque un qualcosa di più definito. Nuraghe Barisones censito archeologicamente, ma come vediamo non c'è tanto da scoprire, da dire, perché comunque è una struttura che col suo stato di abbandono ha perso sicuramente il suo senso costruttivo, la sua forma, ma non ha preso sicuramente il suo senso culturale, visto e considerato che è stata fatta comunque sempre dalle mani dei nostri padri nuragici o pre-nuragici, anche perché si suppone che comunque si tratti sempre di una struttura che potrebbe essere più che un nuraghe a Tolos, ovvero sia a Fasacupro, un nuraghe comunque a corridoio, o più praticamente, come si dice in gergo, il classico proto-nuraghe. Cerchiamo di aggirarci nei dintorni, ma non c'è niente di interessante che possa stimolare comunque la fantasia, perché comunque parliamo di una struttura abbastanza disfatta. Stiamo cercando di cogliere delle forme aggirando questi cespugli, dove si presuppone che comunque le piante abbiano radicato, magari in degli ambienti come abbiamo già considerato, dove ci sono delle emissioni di ossigeno, forse qualche foro che è coperto del nuraghe, qualche corridoio, ma comunque non c'è niente di che. Il nuraghe Barisones di Villa Puzzo, non si vede più di questo che vi stiamo trasmettendo probabilmente. Cerchiamo di fare un giro ulteriore, ma non possiamo dirvi granché, oltre che comunque, se volete visitare questa struttura, tenuto conto che è attorniata dalla proprietà privata, quindi non è molto semplice da raggiungere, ma noi, nel rispetto comunque sempre di tutto, ma a partire comunque del nuraghe, ci siamo prodigati a farla risaltare fuori, perché chiaramente quel che si dica, disfatta o meno, comunque tutte queste pietre sono pietre che hanno una storia, che sono state posizionate a tempo debito per tirare su una struttura, forse con fini protettivi, chissà che cosa, con fini religiosi. Comunque ricorda un po' questo terreno così sfatto, il nuraghe Cucuruiba di Capoterra. Forse magari ci poteva essere anche qualche forno per la ceramica. Fusione non penso, perché comunque l'età del bronzo è un po' successiva. Comunque ricordiamoci che comunque in queste strutture si è sempre comunque sempre, non sempre, ci correggiamo, ma comunque spesso si è lavorata all'ossidiana. Non sappiamo in questa zona qualcosa nel merito, anzi vi invitiamo a darci notizie qualora sappiate qualcosa del genere. Niente, ricordatevi che siete live su Dentro Fuori Channel, noi comunque andiamo in streaming, perché comunque vogliamo condividere con voi dal vivo queste emozioni. Pensiamoci e fermiamoci un attimo in silenzio per vivere un secondo della vita che si è vissuta su questo colle
nel nuraghe Barizones. Ci fermiamo un secondo, anche se vediamo dei picchetti che comunque niente hanno a che fare con la struttura nuragica, la struttura archeologica, per essere più corretti. Ok, allora cerchiamo solo un attimino, ma senza grandi cose, di capire. Qui sono magari forse sono posizionamenti dei picchetti, magari stanno a significare qualcosa, magari hanno già delle forme o sanno qualcosa di più su questo nuraghe. Come vediamo si parla di cumuli di pietre, niente di più particolare, che comunque chissà, non vogliamo insomma spostare questo senso di quiete in cui è calato, anche se la quiete è una cosa, il silenzio è un'altra cosa che non ci sta bene, perché la quiete va bene perché è giusto che questi posti riposino in quiete, che vengano ammirati con i nostri occhi proprio per la loro quiete, per quello che hanno fatto nei secoli, hanno portato a beneficio dell'uomo che con le sue mani appunto ha tirato su queste stupende strutture. Vi ricordo, siamo nel nuraghe Barizones, un nuraghe che comunque, come vedete, purtroppo rimane solo la parola come edificio, perché di edificio c'è ben poco, sempre che comunque non ci sia in queste colate, chiamiamole così, di pietre e terra, non ci siano delle colate comunque che stiano a celare magari sotto qualcosa di più importante, magari abbiamo una struttura molto più solida di quello che sembra così visivamente. Comunque live su Dentro Fuori Channel, accendete la campanella per avere tutti gli aggiornamenti su ogni caricamento che opereremo sul nostro canale, ricordandovi che comunque Dentro Fuori Channel è il canale dei nuraghi, non dimenticatelo mai, e che comunque in ogni caso potete iscrivervi anche nel gruppo Facebook a Caccia di Nuraghi, mettere un bel like alla pagina Caccia di Nuraghi, sostenendo la nostra pagina ci date la possibilità comunque di andare avanti e pensare in futuro su come ancora interagire con queste strutture. Vi mando un bacione, un abbraccio grandissimo a tutti gli amici Dentro Fuori Channel. Ciao ragazzi, un saluto e un abbraccio a tutti con le immagini del nuraghe Barizones, o di quello perlomeno che rimane. Un abbraccio, non dimenticate di iscrivervi al canale.